Potrebbe essere davvero solo l'intervento dall'alto della Sovrintendenza ai Beni Culturali a mettere fine ad una questione che sta diventando nazionale. Il centro commerciale, che sorgerà, perché questo, dicono le carte, a 800 metri dal Castello del Cataio, può essere fermato solo da Roma. Attaccato da più fronti, commercianti, ambientalisti, cittadini, il sindaco gioca sulla difensiva, spiegando di non avere gli strumenti legali per fermare quel progetto. Per le carte che ho in mano io non ho questo potere, ma soprattutto la tesi dell'Ascom dice tiriamola per le lunghe che gli investitori scappano. Mi sembra, come dire, strano che uno che investe parecchi soldi, che li ha già spesi parecchi soldi, desista e decida di abbandonare il territorio. Ecco, piuttosto che in quell'area cresca qualcosa di cui noi non sappiamo nulla, cresca un progetto di cui noi non possiamo metterci le mani, ecco, preferisco provare, ripeto, provare a pilotarlo. Il primo cittadino, tutti lo ricordano, si era espresso contro il centro commerciale seduto sui banchi del Consiglio Comunale quando era in minoranza. Ora chiede di fare luce veramente sulla questione, nonostante in molti all'interno del PD abbiano manifestato già il loro mal di pancia. Non mi aspettavo gli attacchi personali, mi aspettavo gli attacchi al problema, perché a me piace risolvere i problemi e non attaccare le persone. Io adesso mi trovo in mano questo. E non può fare un cambio di destinazione d'uso dell'area. Già tentate e abbiamo perso 9 ricorsi ai TAR come comune di Due Carrare e poi c'è una sentenza del Consiglio di Stato che marchia quell'area come area commerciale. L'unica arma, insiste, se la sovrintendenza non si dovesse muovere, è mettere almeno dei paletti ai progetti. A questo punto la visita del ministro Franceschini si carica di nuove aspettative.